Alberto, allora mi devi raccontare perché mi hai portato qua. Perché ti ho portato qua? Tanto ti ho portato da un amico. Da un amico e partner di fare cantine. Poi un posto magnifico a San Floriano, sempre sulla strada oggi della carovana delle auto storiche. E così volentieri lo presento, visto che ha anche questa attività, lui una trattoria avviata dove si mangia anche bene. Si mangia anche bene, bene, si mangia bene e si beve anche bene. Molto bene. Si beve anche molto bene, infatti stiamo avendo la prova. Facciamo raccontare da lui Ce lo qualcosina, facciamo dai. raccontare dove torniamo. Allora, raccontaci qualcosa in più di quello che ci ha detto Alberto. Beh, ci troviamo nella osteria Agostina Korsic, che è di proprietà della famiglia del 1906, con una tradizione abbastanza lunga. Ha avuto un vuoto dal 1986 fino al fine 1996, quando abbiamo ristrutturato, perché la trattoria si è spostata 3 volte. E così come si è spostata la trattoria, anche il mio nonno, che è nato nel 1906, ha avuto 6 padroni, perché viveva sempre qua in paese, come si parlava prima. Per quanto riguarda il confine, ci troviamo esattamente sul confine ex jugoslavo, oggi sloveno, per fortuna senza, ma all'epoca lui ha cambiato 6 passaporti, se possiamo così dire. Bel record. Ecco, beviamo invece un vino dell'azienda Korsic, che è qua della vicino paese di Ciaspana, anche loro ex ostieri. Oggi hanno bed and breakfast, per cui tutto il paese che qua di San Floriano del Coglio, per cui ci troviamo nella zona del Coglio Berda, dove il 30% del Coglio è nella parte italiana e il 70% è nella parte slovena, però si cerca di unificare tutto questo turismo. Produzioni Sì. o proporsi con un'unica immagine, diciamo. Esatto. Tra l'altro io ho molti amici sommelier e mi dicono che sta crescendo molto la produzione vitivinicola slovena, nelle aziende, diciamo, qui sul confine, diciamo, tra virgolette, perché molti iniziano qui e poi proseguono oltre il confine, no? Tanti hanno incominciato con il solito vino sfuso e oggi e domani poi uno comincia anche a imbottigliare e i numeri arrivano anche a 100-120 mila bottiglie, parlando di realtà dai 13 ai 20 ettari. Cioè, sicuramente qualcuno anche compra l'uva perché non avendo la possibilità, però l'importante è poi fare un buon lavoro bicchiere. in cantina, certo, come questo qui che state bevendo voi. Aggiungiamo altro, Alberto? No, ci sta così bene. Ci sta così bene, ragazzi, qui, che vi invitiamo a venire. Facciamo un piccolo map per arrivare qui, la strada, dove usciamo? Casello? Da chi arriva, diciamo, dalla parte da Portogruaro, Venezia, uscita Vilese e poi fino a Gorizia, oppure se vuole fare una strada panoramica esce a Gradisca di Sonzo e poi prosegue per Mariano per arrivare poi fino a San Floriano del Coglio. benissimo, quindi avete già una meta per le prossime vacanze. Invece che andare nelle solite località piene, affollate, dove non vi trattano bene, venite qui dove avete un'accoglienza dedicata, speciale. Grazie a voi. Grazie. A presto.